Buonasera, benvenuti a una nuova edizione di Cronache Venete. È terminato da pochi giorni lo stage di 8 studentesse francesi in alcune delle attività commerciali del San Donatese, iniziativa organizzata dall'Associazione per il gemellaggio tra Villeneuve-sur-Lot e San Donà di Piave. Vediamo il servizio. Continua lo storico gemellaggio tra la città di San Donà di Piave e Villeneuve-sur-Lot, di cui portavoce principale da anni il vice sindaco Alberto Gobbo. Hanno terminato lo stage 8 ragazze francesi presso alcune delle fiorerie e aziende agricole del San Donatese. Le ragazze è un mese che sono qui, domani l'ultimo giorno, hanno fatto tutto il mese di marzo e io ritengo importante perché è uno scambio culturale, è uno scambio veramente di esperienze, di capire veramente come lavorano le nostre ditte, le nostre fiorerie, e questo fa veramente un grosso onore e noi dobbiamo dire anche alle stagiste un grazie veramente di cuore a nome mio e a nome di tutta l'amministrazione comunale, e credo che sia un'esperienza che va ripetuta anche nel futuro. Le ragazze, arrivate dalla loro terra d'origine, sono state selezionate per svolgere un periodo di formazione all'interno di alcune attività commerciali locali per imparare a conoscere i metodi di lavoro all'italiana, ma non solo, anche le proprietà e la vendita di fiori e piante italiani e della zona. È un'esperienza che non solo il gemellaggio deve servire per uno scambi culturali, ma deve servire anche per insegnare veramente come si lavora anche in Italia, come si fa e si producono i fiori, soprattutto i fiori, le piante, tutto quanto questo. E io sono convinto che queste 8 ragazze, senz'altro nel futuro, senz'altro arriveranno a Villeneuve con la voglia di poter continuare di fare anche loro questo mestiere che hanno imparato a San Donà. Un'associazione e un accordo che favoriscono l'integrazione tra cittadini europei e lo scambio di culture, la conoscenza di modi di vivere diversi e magari anche l'adattamento a contesti sociali differenti dal proprio. Le 8 ragazze, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, hanno potuto svolgere la formazione nelle attività locali grazie ad alcuni finanziamenti da parte delle aziende per cui lavorano in Francia, che hanno offerto alle ragazze la permanenza nella città di San Donà.